Aspetti un attimo, la vuoi una ricetta facile per fare 3 colombe di Pasqua? Impasta la farina con acqua e lievito, poi aggiungi le uova una alla volta. Il burro ammorbidito, controlla poi di aver messo tutto, forma un bel panetto e lascia lievitare. Quando sarà triplicato, ricomincia con i passaggi. Altra farina, acqua e lievito, impasta bene. E altri tuorli. Altro burro morbido, scorza di limone, scorza d'arancia. Infine farcisci. Io ho scelto uvetta e canditi. Infarina una ciotola e fai riposare di nuovo l'impasto. Fatti un bel caffè per la fase finale. Stendi l'impasto, infarinalo e dividilo in pezzi. Inseriscili negli stampi per la colomba e lascia lievitare. Se vuoi esagerare, stendi la glassa fatta con albumi, farina di mandorle e zucchero a velo. Decora con mandorle e granella di zucchero. Dopo un ultimo riposo, inforna a 170 gradi per 45-50 minuti. Soffice e morbida, pronta per la tua Pasqua. Buone feste!